Risultato sempre di 0-2 per il Città di San Vito, con il Bagheria che adesso si appresta a battere un calcio d'angolo, palla centro interessante da parte di Mignone, poi però esce perfettamente a Vignone in presa alta, poi si prende tutto il tempo a sua disposizione, allarga adesso su Forconi. Ottima partita anche per lui, dare tanto aiuto anche a Corre che comunque oggi sta marcando veramente strettissimo Stassi. Di Giorgio, uno degli ammoniti. Un staccia per Rosson che allarga il gioco a cercare Buladel, però non riesce a servire. Capitano Bulades, che è sempre molto attivo su quella fascia, anche se sta trovando diversa difficoltà con Gastone, che giocatore che dal punto di vista difensivo sta concedendo veramente poco. Forconi, Florio, pallone giù, scivola Stassi, Forconi, Bulades, poi l'intervento di Fiorentino, gamba troppo alta, e con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 0-2, vantaggio quindi doppio delle Città di San Vito, che in questi primi 45 minuti ha giocato una grandissima partita. Un po' di confusione per il Bagheria, che non ha giocato male, non ha approcciato male in questi primi 45 di gioco, ma forse il caldo sta veramente influenzando tantissimo la squadra di casa quest'oggi. Nel frattempo noi vi lasciamo, ma soltanto per qualche istante, 15 minuti di intervallo, e poi torneremo per il secondo tempo. Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A. Il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso Bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra riesce a convergere, propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. In gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri, Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo, che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo, che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldaccia, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldaccia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri. Giovanni Pace qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldaccia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste
Allora il Casteldaccia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo, ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldaccia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldaccia. Mister Tumminia, se ti conosco un po', stai ancora pensando a quel gol di Sferruzza agli ultimi secondi? Sì, beh, già la partita era finita, però ecco, è un peccato prendere gol, comunque c'è da complimentarsi con la squadra, con la società e siamo veramente contenti di aver regalato questa importante vittoria ai tifosi, quindi l'importante era iniziare bene e ce l'abbiamo fatta. Ecco, contro una squadra grintosa e aggressiva come il Casteldaccia era fondamentale cercare di mettere un po' di gap ed è stato anche fondamentale evitare di farli rientrare in partita prima dell'espulsione di Bisogni. Sì, ed è stata una partita bella maschia, tosta. Mi dispiace per il cartellino rosso di Pace dove l'arbitro ha valutato secondo me una scelta errata, però ci sta. Devo fare i complimenti a Casteldaccia perché avevo visto la partita contro l'Aspra e quindi lo sapevamo che non sarebbe stato facile, considerato che è una squadra appunto di carattere, grintosa e ha degli ottimi giocatori e un buon allenatore. Ecco, a proposito di quello che è successo nel primo tempo, la sensazione che si è avuta da fuori è che il rigore di Lucera abbia un po' sbloccato anche mentalmente la squadra. Sì, ci siamo allenati bene dal punto di vista dell'atteggiamento, atteggiamento che si è visto oggi, quindi il rigore di Raimondo ci ha dato quella serenità, siamo partiti, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, potevamo fare qualche altro gol perché secondo me qualche scelta di qualche fuorigioco è dubbio, però va benissimo così. Ora, prima trasferta lunga di questa prima parte di stagione, si va in casa di una squadra forte ma ferita perché ha perso nettamente alla prima. Come prepari questa partita? La prepareremo come tutte le altre, appunto con la consapevolezza che sarà una partita molto difficile, campo difficile, è una società che cercherà appunto di rifarsi, abbiamo letto ora tutti che hanno perso 3-0, quindi saranno vogliosi di rifarsi. Noi ci alleneremo sempre con lo spirito giusto, con la voglia che stanno mettendo i ragazzi giorno dopo giorno e ce la andiamo a giocare ad armi pari. Siamo con Totò Federico, assegno anche oggi nel tris contro il Casteldaccia, diciamo che migliore esordio in campionato dopo l'ottimo esordio in casa in Coppa non poteva esserci. Sì, abbiamo fatto una grande partita, felice per il gol, per l'assist, ma soprattutto felice perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di squadra che oggi era quello di vincere. Hai temuto un po' nell'azione del gol che Matera intervenisse, tra l'altro era pure in fuorigioco, quindi ha rischiato anche di farlo annullare. Sì, no, vabbè, temuto no, perché alla fine se segna un altro compagno l'obiettivo era vincere, l'importante era mettere la palla dentro e chiuderla, visto che è stato il gol del 3-0, poi abbiamo preso gol all'ultimo, però felice per il gol e per la squadra e per i miei compagni. Tra l'altro un gruppo molto nuovo, tu sei uno dei volti nuovi della Don Carlo di quest'anno, però la sensazione è che vi siate ormai uniti, state